Buongiorno e bentrovati a questa puntata di A Voi la Linea che apriamo rivivendo le emozioni della Udine Fashion Night andata in scena ieri sera e che ha trasformato Piazza Libertà in vetrina per 9 brand d'eccellenza del territorio. Vediamo allora. Benvenuti alla seconda edizione della Udine Fashion Night, un evento spettacolo creato e pensato per promuovere il nostro territorio. La sua bellezza, la sua artigianalità, il suo saper fare e la sua imprenditorialità. Come dico sempre, le imprese, micro, piccole, medio, grandi che siano, sono competitive se è competitivo il territorio in cui loro operano. Se temiamo chi fa il nostro stesso lavoro, vuol dire che crediamo che la nostra competitività derivi dal quanto gli altri sono più o meno bravi di noi. Beh, non funziona proprio così. Dobbiamo sì essere consapevoli delle nostre capacità, ma con grande umiltà capaci di ammirare coloro che hanno abilità straordinarie degne di essere riconosciute. È questo l'atteggiamento da noi perseguito che stimola il miglioramento continuo e che nel medio periodo porterà benefici al territorio e quindi a tutti noi. La competitività del nostro tessuto produttivo, in particolar modo in un settore che è un valore aggiunto enorme per il sistema paese, non solo Friuli Venezia Giulia. Pensiamo alla moda, qual è il valore aggiunto del brand Italia che possiamo portare in giro per il mondo? Però dicevo, l'unico modo per essere competitivi è la qualità che noi possiamo garantire nel nostro sistema produttivo. E penso che questa serata celebri proprio questo: la qualità, la capacità manuale, la creatività e l'ingegno, perché c'è tantissimo ingegno nel settore moda, che sono cose che noi dobbiamo valorizzare, perché se pensiamo di competere sulle grandi produzioni siamo perdenti prima di iniziare. Se invece mettiamo davanti la capacità produttiva di questo territorio, che ha dimostrato che proprio che con quella creatività manuale, l'ingegno manuale di questa terra è assolutamente paragonabile ai più alti livelli a livello globale, bene, su questo noi è la strada da perseguire. Quindi io vi faccio i complimenti per questa magnifica serata e quello che posso dirvi che iniziative che mi auguro possano crescere sempre di più come questa, che servono a valorizzare il sistema produttivo di questo territorio, troveranno l'appoggio non soltanto formale, e lo dico chiaramente, della Regione Friuli Venezia Giulia, perché se noi siamo in grado di fare squadra, come abbiamo fatto nei periodi drammatici di questi ultimi anni, siamo in grado di uscirne più forti di prima. Fare questa manifestazione qui nel cuore di Udine con le bellezze del nostro artigianato veramente è un piacere, quindi grazie per questo vostro impegno, grazie per coloro che sfileranno con i modelli che avete creato, perché come diceva bene il nostro governatore sono le cose che danno valore aggiunto a questa terra, che è una terra magari di industria pesante e tu ne sai qualcosa, ma è anche una terra di artigiani, di brave persone che hanno creatività. Grazie Udine Fashion Night, salutiamo il pubblico presente in Piazza Libertà, il pubblico che è rimasto collegato su Telefriuli, ma l'ultimo... E ospite d'eccezione della Udine Fashion Night è stata Gabriella Carlucci che insomma sul palco ha raccontato diversi aneddoti sulla sua infanzia trascorsa in Friuli fino ai 13 anni, dalla scuola frequentata alle Dimesse fino al corso di patinaggio in via Pradamano e poi un plauso alle bellezze del territorio e al saper fare artigiano. Ascoltiamola. Sono emozionata perché noi abbiamo abitato, come tu sai, a Udine 13 anni, per me da 0 a 13. E i miei genitori, mio padre era un militare di carriera, decisero di far crescere le loro 3 figlie a Udine, in Friuli, dopo aver fatto, come si dice per il cinema, location scouting, ovvero sono andati in giro perché mio padre avrebbe potuto scegliere tanti altri luoghi, compreso rimanere in Sardegna, dove lui aveva avuto l'incarico di costruire, e lo fece, l'aeroporto militare di Alghero, dove infatti sono nata io, e aprire la scuola di elicotterismo. Lui l'aveva fatto, quindi avrebbe potuto rimanere lì. Invece loro decisero, andando in giro per l'Italia, che il luogo dove volevano far crescere le loro 3 figlie doveva essere il Friuli e doveva essere questa città. Perché? E io devo dire che purtroppo i miei genitori sono morti da alcuni anni, ma li ringrazio tutti i giorni della mia vita, perché se noi siamo le persone che siamo, io penso appunto, voi conoscete tutti bene Milly, ma anche la terza sorella è una donna di
di grande capacità, fa la regista, collabora con Milli attivamente. E se abbiamo conseguito tutto quello che abbiamo conseguito nella nostra vita è per avere nel nostro DNA assorbito gli insegnamenti di questa terra, di questo popolo, che è proprio un popolo, cioè i friulani sono persone laboriose, che lavorano dalla mattina alla sera, che non si lamentano mai, che trovano sempre in sé le risorse per andare avanti, qualsiasi cosa si succeda, e di cose in Friuli ne sono successe tantissime. Io faccio sempre l'esempio, quando vado in giro, poi mi sono occupata di politica, ho fatto politica tanti anni, no? E faccio sempre l'esempio del terremoto che c'è stato in Friuli, no? Io mi ricordo, mio padre intervenne all'epoca e aiutò, ma i friulani si sono rialzati da soli, hanno ricostruito le loro città da soli, città che sono state rase al suolo. Io penso sempre a San Daniele del Friuli, che è un posto che tutti conoscono nel mondo perché viene quel fantastico prodotto che è il prosciutto. Bene, quello è un esempio di come i friulani sono sempre stati in grado, sono dei lavoratori indefessi, non si fanno molta pubblicità, questo ce lo dobbiamo dire, però anche questo secondo me è una dote, perché per esempio anche nel nostro lavoro diventi un personaggio pubblico, quindi è semplice sfruttare la pubblicità, però non la bisogna sfruttare in malo modo, cioè bisogna essere se stessi, presentarsi come persone che sono persone concrete, sanno fare il proprio lavoro, ma non sfruttare la pubblicità che ti può venire dall'essere conosciuto. E anche questo è proprio una caratteristica del friulano. Poi questa città è bellissima. Io sono stata qui a luglio e sono andata con Milli a ripercorrere tutti i luoghi e ho ritrovato tutti i luoghi dove avevamo abitato da bambine, le nostre case, le scuole, la scuola di pattinaggio. Voi dovete capire che noi frequentavamo questa scuola di pattinaggio, eravamo piccolissime, in via Pradamano. Ora, era una scuola di pattinaggio artistico molto all'avanguardia, perché al termine dell'anno sportivo venivano organizzati degli spettacoli e tu pensa quanto erano moderni e quanto hanno influenzato anche la nostra formazione personale. Quindi degli spettacoli tipo Holiday on Ice, quindi con le scene, i costumi, le musiche, dei balletti veri e propri, ed era una cosa modernissima e bellissima, non la facevano da nessuna parte. Quando noi poi andammo a abitare a Roma, e mia madre ci aiutò ad aprire una scuola di pattinaggio, pur essendo giovanissime, importammo a Roma questo modello friulano e abbiamo avuto un successo strepitoso perché non si faceva da nessuna parte. Quindi ho ritrovato, tornando qui, una città meravigliosa. Poi io purtroppo, nel senso che abito in una città molto bella ma degradata, cioè abito a Roma, e quindi quando vedo le strade pulite, ordinate, le facciate dei palazzi tutte perfette, cioè mi sembra di vivere in un altro pianeta, per cui faccio fotografie, video che mando in giro, no? Dice, questa è Udine, guardate, le strade sono così pulite che ci si potrebbe mangiare per terra a Udine. Poi il sindaco si monta la testa. No, ma il sindaco è bravo, io gli farei un applauso al sindaco, per favore. Ma è tutta la regione così, qui abbiamo anche il presidente, io conosco molto bene, poi è una regione che ha tutto, infatti io dico, siete molto modesti, non vi promuovete più di tanto, invece bisogna fare un piccolo sforzo, però ci possiamo lavorare. Sei qua per questo. Perché è una regione così bella, avete tutto, avete la montagna, il mare, avete delle città meravigliose, avete dei prodotti enogastronomici tipici pazzeschi, quindi bisogna fare un piccolo sforzo per promuoversi un po' di più e questo è un paradiso, una regione che certamente vi può dare grandissime soddisfazioni dal punto di vista della promozione. E poi eccezionale questo evento perché oggi la manualità, la sartorialità non esiste più. Oggi i vestiti sono usa e getta, il modello è Zara, no? Cioè il vestito che tu usi oggi, chi se ne importa, non lo... ma anche abiti importanti o da cerimonia, non importa. Invece non è vero, importa, perché anche questo lavoro, cioè la manualità, la sartorialità, non la sanno fare tutti. Ci sono pochi maestri che la possono ancora insegnare e qui voi ce l'avete. Io ho visto gli abiti, non spoilerò quello che ho visto, però ho visto delle cose fatte veramente molto molto bene, per gusto, per la scelta dei tessuti e per la professionalità e manualità con cui sono stati realizzati. Quindi anche questo è un settore che vi può dare veramente grandissime soddisfazioni e quindi che dire, io sono venuta qui, sono veramente piena di felicità, piena di gioia, ho mandato tutte le foto possibili a mia sorella che non è potuta venire perché sabato prossimo debutta e in questa settimana sta facendo questo percorso di Ballando on the Road che si vede poi tutti i pomeriggi, perché altrimenti sarebbe venuta anche lei, perché ripeto, per me, per Anna che è nata a Udine, è l'unica vera udinese, e per Milli questa città è stata fondamentale.
questo DNA ereditato da friulani è stato fondamentale. Noi ci sentiamo friulane e siamo davvero felici di aver percorso e di aver trascorso gli anni formativi della nostra infanzia e inizio adolescenza qui, perché è grazie a questo meraviglioso luogo che noi siamo le persone che siamo. Quindi grazie Udine, grazie Friuli. Cambiamo argomento. Presentata oggi da parte della Regione la campagna vaccinale anti-influenzale. Il Consiglio, rimarcato anche dal vicepresidente Riccardo Riccardi, è quello di confrontarsi con il proprio medico. L'assessore non nega che la lunga serie di vaccini legati al Covid possa rendere le persone titubanti. Sentiamolo. Sì, la stanchezza vaccinale è un fenomeno chiaro, i dati lo dimostrano. E mi permetto di dire anche comprensibile, perché insomma, la popolazione nel corso di questi anni è stata veramente stressata dall'infezione, stressata dall'impatto dell'infezione, stressata da una tensione anche dal punto di vista della comunicazione. Abbiamo sentito esperti o presunti tali dire tutto il contrario di tutto, quindi è chiaro che il cittadino va incontro ad una confusione ed è evidente, è prudente. Io consiglio sempre di ascoltare il medico del quale tu hai fiducia e farti guidare da lui. Questo è un comportamento che mi sento nuovamente di proporre, perché nessuno di noi può considerarsi autosufficiente in scelte di questo genere, a meno che non sia un professionista della salute. Ma ci sono tanti che professionisti della salute non sono, quindi farebbero bene secondo me a tenere questo tipo di comportamento. Poi sarà il medico di fiducia a darti le informazioni necessarie per fare la vaccinazione, che io ritengo, anche dai dati che abbiamo visto, dagli impatti che ci sono, anche per quanto riguarda l'influenza, una scelta importante. È una medicina sempre più di prossimità, state raggiungendo un accordo con le farmacie sia per il vaccino Covid che per il vaccino anti-influenzale. Questo è uno step ulteriore della sanità sul territorio. Beh, insomma, diciamo che le due direttrici principali sui quali il sistema di salute deve fare dei passi avanti sono l'appropriatezza e la prossimità. L'appropriatezza è funzione della prossimità. È chiaro che io più incontro vado al cittadino, meno il cittadino è chiamato a fare dei percorsi spesso inappropriati. Quindi io credo molto nella struttura territoriale, credo molto nella funzione del medico di medicina generale e credo molto anche nella farmacia dei servizi, perché il presidio territoriale che le farmacie sono in grado di garantire è un patrimonio prezioso che va utilizzato nelle forme ovviamente sostenibili, in questo lavoro che noi stiamo facendo anche con le farmacie. Le farmacie e i farmacisti sono stati determinanti nella campagna vaccinale, sono stati un alleato straordinario. Se solo pensiamo al sistema delle prenotazioni, noi non avremmo vinto questa sfida se tanti, e tra questi anche il sistema delle farmacie e della medicina generale, non avesse sostenuto questo lavoro che abbiamo visto vale la vaccinazione di quasi 1 milione di persone e la somministrazione di oltre 2.700.000 dosi. E noi dobbiamo convivere con questa infezione che sta circolando in maniera importante, però questa circolazione è sicuramente meno impattante rispetto a prima. In questo momento c'è un rialzo significativo, ma vediamo che questo rialzo non ha una correlazione nel rialzo della domanda ospedaliera, che è la cosa che va tenuta sotto controllo. Poi è chiaro, l'elemento della vaccinazione è un altro sforzo importante che ha a che fare con la stanchezza vaccinale di cui discutevamo prima. È una scelta importante che io credo, ripeto, io consiglio il rapporto, il consiglio dal medico di fiducia, meglio della persona di cui tu hai fiducia, che ti porti a fare la scelta più giusta. Come penso anche l'elemento dell'obbligo vaccinale sia venuto meno. Naturalmente questo per una scelta che ogni singolo cittadino può fare, però non dimentichiamoci che se non avessimo avuto un'adesione così importante probabilmente oggi non saremmo a raccontare le storie che stiamo raccontando. Ci fermiamo qui per una piccola pausa, restate con noi, torniamo tra poco.
Seconda parte di A Voi la linea, inaugurato pochi giorni fa dopo un intervento di pulizia e restyling, è già stato di nuovo imbrattato il sottopassaggio di Piazzale Cavedallis a Udine. Ci colleghiamo con Alexis Sabo per verificare cosa è successo. A te Alexis. Ci troviamo nel sottopasso di Piazzale Cavedallis a Udine. Una settimana fa è stato inaugurato questo bellissimo murales che però oggi è stato rovinato. Lorenzo Vale, l'autore, però voleva sottolineare che il lavoro è stato non solo singolo suo ma corale con altri studenti. Insomma, una settimana è durato. Sì, ci ha particolarmente ferito questa intrusione, questo imbrattamento del dipinto appena terminato, perché sottolineiamo che è stato un dipinto corale, non è stato fatto da Lorenzo Vale, ma è stato fatto da un gruppo di ragazzi e ragazze che a giugno, a luglio e a agosto di quest'anno hanno lavorato proprio con il caldo, con anche delle difficoltà sotto a questo sottopasso, sotto a questo tunnel. Quindi ci ha particolarmente colpito questo intervento così a gamba tesa. Anche perché lei aveva chiesto maggior sicurezza, maggior controllo, poi magari lo chiederemo anche all'assessore alla sicurezza se c'è la possibilità di inserire delle telecamere. Oddio, non è che io voglia controllare, voglio solamente preservare, perché è un lavoro a cui abbiamo tenuto particolarmente e per cui siamo grati anche al Comune di averci dato la possibilità di realizzare, ma tanto più preservare vuol dire anche tentare di vigilare. Noi avevamo anche delle idee per i ragazzi o chi è intervenuto in questo modo così impattante e disordinato anche, magari che ci chiamasse e insieme facessimo da qualche altra parte un murales, un dipinto che piacesse a loro. Ecco, adesso per ripristinare ci sarà, c'è un lavoro di pulizia ma che poi rovina, impatta anche il disegno stesso. Sì, a dire la verità il Comune è stato così accorto da mettere una vernice protettiva, però è vero anche che intervenire con i detersivi va a rovinare un lavoro pittorico che appunto è stato dato per velature e quindi è un lavoro anche abbastanza lungo. Un lavoro di un'ora probabilmente, cioè nel senso l'imbrattamento stesso, la pulizia molto di più. Sì, il lavoro dei writer, così li vogliamo chiamare, anche perché io posso dire che amiamo anche Basquiat, Keith Haring e tutti i grandi writer americani, li amiamo, ma magari facessero loro qualche cosa, sì, è un lavoro di un'oretta, la pulizia è un lavoro di 2 giornate. Hanno preso il via domenica a Pradis le giornate della preistoria, un tuffo nel passato per i bambini che attraverso alcuni laboratori hanno toccato con mano come vivevano i loro antenati 14.000 anni fa e il 9 ottobre si replica. Hanno preso il via le giornate della preistoria organizzate dal comune di Clauzetto in collaborazione con l'Ecomuseo delle Dolomiti Friulane Lissaganis alle grotte di Pradis, un appuntamento destinato agli studenti delle scuole per approfondire un periodo storico lontano e affascinante. Alla radura delle grotte del Clusantin, sito archeologico risalente al Paleolitico, i bambini che hanno partecipato ai laboratori hanno potuto sperimentare in prima persona le tecniche con cui vivevano in questi luoghi gli uomini di Neanderthal e i sapiens tra i 50.000 e i 14.000 anni fa. 3 sono state le attività nelle quali si sono cimentati: la scheggiatura della selce, l'accensione del fuoco e la creazione e la pittura di ornamenti. Le giornate della preistoria, che qui si organizzano dal 2008, offrono una possibilità sostanzialmente unica innanzitutto di un luogo. Questo luogo, questa grotta del Clusantin, è un sito archeologico, un vero sito archeologico paleolitico dove gli uomini del Paleolitico 14.000 anni fa cacciavano in questo luogo le marmotte. Oggi ai bambini con le giornate della preistoria è data la possibilità di sperimentare quelle che erano le tecniche utilizzate da questi uomini di 14.000 anni fa, i sapiens, quindi uomini simili a noi, ma anche a uomini vissuti in questa valle molto prima. Si arriva addirittura a 50.000 anni fa con gli ultimi uomini di Neanderthal che in particolare hanno lasciato le tracce della loro presenza nella grotta del Rio Seco, un sito di importanza internazionale che si trova a un paio di chilometri da questo punto dove noi ci troviamo. Quindi i bambini imparano nella fattispecie in questa giornata a scheggiare la
la selce, ad accendere il fuoco, a sperimentare quelle che erano le tecniche, quelle che potevano essere le tecniche di ornamento che questi nostri lontani progenitori praticavano. Fondamentale la collaborazione con l'Università di Ferrara. È un rapporto storico che risale con i primi scavi del professor Bartolomei ai primissimi anni 70, 1970-71, primi scavi nelle Grotte Verdi che oggi sono visitabili turisticamente, e poi la riscoperta, la rivitalizzazione di questo rapporto a partire dal 2001 col professor Peresani, un rapporto che dura e continua da allora. Ricercatori, laureati e studenti che quindi sono in grado di fornire ai ragazzi dei laboratori e delle sperimentazioni che sono scientificamente corrette. Quello che è ipotizzato, quello che è certo, che emerge dagli studi scientifici, viene offerto chiaramente in una chiave che è adatta a questa fascia di età alla quale noi facciamo riferimento, in modo tale che da un lato si divertano, ma dall'altro lato apprendono qualcosa che magari potranno capire fra qualche anno. Il tutto sotto l'attenta guida degli studenti archeologi dell'Ateneo Ferrarese. Questi laboratori sono molto utili per avvicinare i bambini e le bambine a un campo di studi che non è tipicamente studiato nella scuola italiana, cioè la preistoria, che solitamente viene utilizzata la prima parte del terzo anno alle elementari per insegnare un po' alcuni concetti sulla preistoria italiana, europea, mondiale. In realtà è un ambito di studi molto bello, interessante, divertentissimo e vasto, quindi utilizzare questi metodi per avvicinare i più piccoli a questo campo di studi è sicuramente una sorta di via preferenziale per interessarli e per magari invogliarli a continuare in futuro. L'appuntamento verrà replicato domenica 9 ottobre, sempre nello stesso luogo. In occasione del terremoto del 1976, alpini e donatori di sangue di Conco nel Vicentino furono tra i primi a giungere a Magnano in Riviera per dare il loro supporto alle popolazioni colpite dal sisma. In seguito realizzarono anche il basamento del monumento ai caduti. Ne è nato un gemellaggio che viene rinnovato da 35 anni. Vediamo. È terminata la cerimonia di gemellaggio fra le comunità di Magnano in Riviera e Conco. Due comunità che si sono avvicinate con il terremoto del 1976, quando la comunità di Conco diede una grossa mano ai friulani, partecipando prima nella fase emergenziale con la ricostruzione e poi addirittura con la posa e la realizzazione di un monumento ai caduti. Qui praticamente nel bel mezzo dell'altopiano di Asiago, e oggi si è confermato il gemellaggio che va avanti oramai da 35 anni. Con Don Ottavino Predebon lei ha portato i saluti della comunità dicendo anche speriamo insomma, che gli alpini rimangano, sottolineando l'importanza del servizio di leva. Beh sì, è importante questo. Cioè il corpo degli alpini è un corpo che effettivamente vive una fraternità che va al di là dei paesi, che è quasi universale, poi anche dei legami che si creano tra due paesi che prima non si conoscevano, adesso almeno hanno contatti, molto spesso si parla del corpo degli alpini di Conco e di Magnano, e io trovo che questi legami aprono il cuore, aprono le possibilità e fanno vedere che il mondo è grande, che c'è posto per tutto e che c'è bisogno di tendere una mano, c'è bisogno di generosità. Robin Leirussi, capogruppo alpini di Magnano e Riviera, ci spieghi un po' il motivo di questo gemellaggio che stringe la comunità friulana a quella di Conco? Diciamo che questo gemellaggio nasce da una situazione che è stata creata tutto da un brutto evento, che è il terremoto del 76. Queste persone sono venute su volontarie a dare una mano alla comunità nell'evento più brutto. L'amicizia che negli anni dal 76 all'87 ha sempre dato spazio alle due comunità di trovarsi, di festeggiare assieme, di ricordare e di ringraziare. Ecco, dall'87 ad oggi sono passati 35 anni, ma 35 anni come fosse il primo. Cioè l'amicizia è sempre la stessa. Infatti noi
diamo l'indicazione ai nostri gemellati di Conco come fratelli, fradis. Segretario Tomat, che cosa c'è di concreto a Magnano di questo gemellaggio? Questi fradis, dobbiamo dirlo, hanno fatto una donazione. Questi fradis hanno fatto un'importante donazione, che è il monumento ai caduti del capoluogo, quindi qualcosa che rimarrà per sempre. E poi sono stati fatti altri omaggi, per esempio presso la chiesa parrocchiale di Magnano ci sono dei candelabri realizzati dallo stesso scultore che ha realizzato anche la fioriera che c'è davanti al monumento, quindi il ricordo dei fradis di Conco rimane indelebile nel paese. Finisce qui questa puntata di A Voi la Linea, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.